Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Sha-la-la-la-la-la, my lady, in the sun with your hair undone. Can you hear me now calling your name from across the bay? A summer's day, laughing and hiding, chasing love out on Thunder Island. She was the color of the Indian summer, and we shared the hours without number. Until one day when the sky turned dark and the winds grew wild. Caught by the rain and blinded by the lightning, we rode the storm out there on Thunder Island. I held it close until the storm passed, and we fell down laughing in the wet grass. Both our bodies drying in the sunshine, sweet sunshine. So, sha-la-la-la-la, my lady, in the sun with your dress undone. Now every mile away and every day cuts a little bit deeper. I remember the nights in the cool sand, making love out on Thunder Island. Di nuovo a voi la linea. Grazie cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà con Chilometro Zoom, puntata numero 1064. La famiglia Griffin mi ha portato qui a J. Ferguson, Thunder Island del 1978, che abbiamo prelevato da un episodio dei Griffin, o meglio ci siamo ispirati a un episodio dei Griffin e l'abbiamo sparata per questa parte della trasmissione. Allora, caro Lorenzo, è vero. Amico mio, mi dica. Noi intanto apriamo i telefoni allo 0292947222 se volete essere dei nostri, perché naturalmente adesso noi arriviamo in fondo fino alle ore 18:30, poi ci sarà un breve jingle e il Qui Parlamento. Il Qui Parlamento vedrà Alessandro Giglio Vigna parlare, rispondere alla Presidente Meloni sulle priorità della Lega davanti in prospettiva del Consiglio europeo. Detto ciò, però, Vigna che è in Commissione Affari Europei. Fra parentesi, lo incontrerò il 28, perché al 28 ci sarà sui paesaggi terrazzati col PRIS e varie associazioni a livello italiano proprio un convegno a cui parteciperò come Parco Nazionale delle Cinque Terre, proprio sui paesaggi terrazzati, la viticoltura, insomma sarà modo anche per rivedere insomma tanti amici, tanta gente con cui ho collaborato. Io in questo lasso di tempo che ci separa dalle 18:30 direi così, a parte i radioascoltatori che vogliono interloquire con noi, ma vorrei da parte tua un po' di rassegna stampa, che è un po' di tempo che non la facciamo. Se riusciamo, dicendo e pronunciando, spoilerando l'argomento della prossima settimana, che sarà
oltre, poi lo dirà Antonino, un focus su un amico che è stato già ospite di varie puntate di Zoom, di Chilometro Zoom, ma vorrei parlare anche di PAC, perché qualcosa bolle in pentola in Italia, un dibattito che non sta arrivando, ma la riforma della PAC, quindi la politica europea comunitaria agricola, la politica agricola comunitaria, perdonatemi se non stavo dicendo bene l'acronimo, per il 2028-2034 ha varie sorprese. È un dibattito che in Italia non è arrivato, ma ha infuocato gli animi a livello europeo, tant'è che la proposta della von der Leyen della Commissione è stata sfanculata, perdonatemi, ma la parola giusta è proprio questa, quasi da tutte le forze politiche, e si rischia di, tanto per la perdita di palanche, perché da 380 miliardi spiccioli passa a 300 miliardi tondi e quindi si abbassa ulteriormente rispetto già ai tagli che c'erano stati negli scorsi anni, ma casomai per andare in qualche altro capitolo di bilancio, sapete molto bene a cosa mi riferisco, ma potrebbe diventare, questo secondo me è il tema in cui non può mancare il nostro Filippo Pozzi, potrà fare una bella disamina, potrà essere il nostro, diciamo, portandoci anche delle notizie fresche, perché è l'aspetto che nessuno sta analizzando. Pensate, un fondo strutturale come la PAC, che è un fondo insomma, su cui si basa la politica agricola comune, si basa il fabbisogno delle nostre aziende, alcuni tipi di colture che sono legate proprio ai finanziamenti europei, potrebbe diventare, diciamo, insomma, avere il condizionamento della comunità europea che potrebbe diventare un fondo stile PNRR, cioè non fai bene i compiti a casa, allora ti chiudo qualche rubinetto. Pensate alla portata di questa cosa. Si potrebbe agire, la comunità europea potrebbe avere un potere talmente forte che, vabbè, quando si parla di diritti civili per certi versi è anche giusto, ma quando si parla di alcune riforme, alcuni tipi di intervento a livello strutturale che richiede, faccio un esempio, potrebbe dire non fate la riforma sui balneari, allora vediamo sulla PAC come vi rispondiamo. Pensate alla portata politica di questa cosa. Secondo me, insomma, sarebbe bello sentire anche tanti nostri speaker che parlano di agricoltura e anche i più rinomati di noi, non per ultimo il nostro, oddio mio, sono in tilt. Il nostro Filippo Pozzi da Bruxelles? Sì, no, ma il nostro che fa gli scorretti, il nostro Carlo Cambi. Carlo Cambi cosa ne pensa di questa cosa? Perché è una cosa molto succolenta che va sulle sue corde, secondo me, sta cosa qua. Questo sicuramente. L'amico che cercheremo di avere per venerdì è Luigi Chiarello, invece, che ha appena scritto un libro, si intitola Nel nome del pane, un giallo che però parte da alcune riflessioni molto chiare sul tema dell'alimentazione e sul tema della sicurezza alimentare. Quindi il nostro Luigi, che peraltro è diventato pure un accademico dei georgofili, pensate. Sì. Quindi io non so se gli dovremmo dare del lei o del coloro, non so, io mi genufletterò comunque, ma al di là di tutto lo aspettiamo volentieri per presentare questo libro. Poi ci sarà anche una presentazione a Milano, io sarò uno dei relatori a metà novembre, ma questa è un'altra storia. Ma questa è un'altra storia. Sono le 18, 20 minuti e 35 secondi e andiamo allora, ecco, Sveva, io ho mandato una foto che mi ha dato Lorenzo. Possiamo mostrare all'Italia attraverso... il mondo deve sapere. Attraverso i canali video di questa radio, questo maiale da dove trasmette, perché io sono qua faccia al muro davanti al Mac con il microfono, la radio è questa, è un microfono, cioè non è che è francescana la radio, basta un microfono e la fai. Ecco qua, guardate questo signore da dove sta trasmettendo. Ora, posso pubblicamente appellarlo in questo modo? Voglio dire, fate un po' voi, ecco, scriveteci. Bene, ero in giro. Basta, se no tra poco mi cade la bava sul pavimento. Grazie, Sveva. Allora, tornando a noi, ora che ti ho ampiamente insultato, possiamo passare alla rassegna stampa e soprattutto dal venerdì di Repubblica. Io trovo questa cosa molto interessante a pagina 10, e cioè, sentite un po' qua, se il terreno è a secco coltiveremo con l'idrogel.
Messo a punto tra Genova e Bolzano, il nuovo materiale a base di alghe richiede poca acqua. E qui vedi veramente il XXI secolo. Ha l'aspetto di un sacchetto gelatinoso, per base un'alga rossa chiamata Chondrus crispus. Signor dottor biologo, mi corregga se sbaglio. Che è sto Chondrus crispus? Che è? Scusi, aspetti un attimo che sono legato al... Gli rispondo fra pochissimo, guardi. Ecco, Devo con fare un l'H, attimo di stand-by. CH Ondrus crispus. No, ma non sto cercando, devo rispondere immediatamente a un problema, perché mi hai cercato, si vede che l'immagine mi ha mai stimolato Cos'è successo? No, perché ho un'emergenza, diciamo, lavorativa, quindi ascolto, ma mi devo assentare 30 secondi, il bello della diretta. Vabbè, assentate un attimo. Dicevamo, super assorbente quest'alga e questo prodotto permette alle piante di nutrirsi e crescere con pochissima acqua a disposizione, con scarso consumo idrico quindi, e di essere coltivate senza impiego di terra. In più è riutilizzabile, biodegradabile, non lascia rifiuti. Parliamo di un'invenzione messa a punto da un team congiunto della Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano e dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Si tratta di un idrogel ricavato da materiali sostenibili, rinnovabili e sostitutivi delle plastiche inquinanti. Nel caso in questione è stata adoperata la carragenina, un addensante estratto dalle alghe rosse con l'aggiunta di alcuni biostimolanti, molecole provenienti da differenti fonti naturali, come altri tipi di alghe, che esercitano un'azione benefica sulle piante. Le proteggono da fattori esterni e le fanno sviluppare meglio. Tra l'altro il nostro idrogel non richiede processi costosi di produzione, spiega la giovane ricercatrice Camilla Febo, tra le menti di questo studio rivoluzionario pubblicato anche dalla rivista ACS, Agricultural Science and Technology, edita dalla Società Americana di Chimica. Continua ci ancora sono di nuovo, ci sono, caro amico mio. Continua cosa mi ancora... dicevi, scusami, cosa mi chiedevi? Perdonami che Chondrus crispus, questa alga rossa. Mi prendi in contropiede. Penso sia un'alga atlantica, però viene utilizzata anche, diciamo, per la cosmesi, viene utilizzata per 1000 usi diversi. Non ti so dire di più. E ora lo usano anche come base per coltivare le piante, senza bisogno di molta acqua. Al momento l'idrogel è stato testato per la coltivazione dell'Arabidopsis thaliana, un organismo molto usato nelle scienze vegetali, e l'esperimento è perfettamente riuscito. Ma la scoperta si ripromette di aiutare le colture globali a resistere allo stress dei mutamenti climatici, dalla siccità alla degenerazione dei suoli. Quanto al futuro, si immagina di introdurre sull'idrogel dei sensori, sempre ecologici, per controllare in tempo reale la salute delle piante e del terreno. Agricoltura resiliente e di precisione, non impattante, all'avanguardia. Ho parlato con una startup di microcoltivazioni nello spazio, dice Camilla Febo. Si potrebbe sperimentare l'idrogel in condizioni ancora più estreme, come l'assenza di gravità. Intanto sul pianeta Terra, poi si vedrà. E questa è, credo, una cosa molto interessante, devo dire la verità. Nel momento in cui, specie l'estate, ti capita una botta di siccità, ti capita un problema col clima, certo non ci puoi certo coltivare gli ulivi con l'idrogel, però io penso le serre per fare il pomodoro, l'insalata, direi che con questo idrogel praticamente potresti produrre tutto l'anno in maniera ecocompatibile. Facciamo un approfondimento su questo idrogel. Ti vedo galvanizzato da questo idrogel. Ti piace questo idrogel, Antonino? Ma a me piace l'innovazione nell'agricoltura, perché grazie a Dio l'agricoltura non è la zappa che vanga sul terreno, cioè quella roba lì ormai è superata. Io per le volte, appunto, per gli anni che ho passato a collaborare con Agricoltura Oggi, Luigi mi mandava tutte queste fiere, sai, di tecnologia. Mi ricordo una volta a Bologna, 15 anni fa, alla fiera di Bologna. Arrivo lì, entro e mi trovo davanti un mostro. Il mostro era una enorme, ma veramente enorme, Mieti Trebbia della New Holland, che aveva, sai, la parte anteriore, quella specie di, come potremmo dire, quel pettine che usa per raccogliere il grano, ecco, che poteva essere larga 10 metri, 10-12 metri. Ma veramente tu entravi e ti trovavi davanti sto coso enorme, terrificante, e tu dici altro che zappa o
scarpe rotte come e il cervello settore della fino. pesca, usciamo c'è la parte romantica, deve esserci la Sì, per narrazione, carità. deve esserci quel legame che ti tiene, diciamo, unito al territorio, alle tue tradizioni. Poi naturalmente c'è l'innovazione, c'è l'utilizzo di tutte le cose che ti permettono di lavorare meglio, lavorare anche in maniera più sostenibile. Molte volte non è la meccanizzazione, a volte ti fa lavorare molto meglio, ti fa lavorare con selezione, a volte l'ecoscandaglio ti fa pescare di più, ma ti fa anche selezionare la specie ittica, la grandezza della specie ittica, questo parlando del mare, ma lo stesso per quanto riguarda l'agricoltura. Io volevo andare, perché abbiamo pochi minuti, a leggerti un titolo. Vai. Anzi scorri sulla parte del riso, perché ci sono notizie succulente per la nostra trasmissione. Il riso enterizza, il settore europeo fissa i paletti per frenare le importazioni selvagge. A te la lettura. Aspetta un Proprio attimo, qualche eccolo minuto. qua, siamo su Agrisole, quotidiano del settore agroalimentare. Il settore riso dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo sulla sua posizione unitaria a proposito della proposta avanzata dalla presidenza danese di istituire un meccanismo di salvaguardia automatica nell'ambito della revisione del regolamento UE 978/2012, sistema di preferenze generalizzate. L'intesa è stata formalizzata durante una riunione organizzata ieri a Milano dall'Ente Nazionale Risi e che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della produzione, sostenuta dalle valutazioni Copa-Cogeca, e dalla trasformazione attraverso ferme AIRI del riso dell'UE. Il settore concorda sulla necessità di fissare una soglia di 200.000 tonnellate, base di riso lavorato, per le importazioni totali relative ai codici doganali 1610, 1620, 1630 nel loro complesso. Questo quantitativo, spiegano all'Ente Risi, rappresenta il massimo sopportabile dalla filiera risicola europea, già gravata da massicce importazioni a dazio zero a prezzi insostenibili, mentre da parte sua assiste a un aumento dei costi di produzione. Tale quantitativo sarà ripartito tra i paesi beneficiari in base ai trend storici di importazione. Qualsiasi incremento applicato dalla presidenza danese alla soglia base di 200.000 tonnellate, come livello che dimostra un danno provocato alla risicoltura comunitaria dalle importazioni dei paesi meno avanzati a dazio zero, non dovrà superare il 5%. Un aumento superiore, aggiungono all'Ente Risi, metterebbe a rischio il mercato del riso prodotto in Europa. Dal momento in cui scatta la clausola di salvaguardia automatica, si applicherà il dazio fino alla fine dell'anno civile in corso, per ripartire l'anno successivo con un quantitativo di 200.000 tonnellate senza altra maggiorazione. Le parti hanno inoltre rifiutato all'unanimità la clausola de minimis come limite minimo al di sotto del quale la salvaguardia automatica non potrà essere attivata. L'obiettivo è impedire la concessione di soglie, circa 95.000 tonnellate stimate, ai PMA che storicamente esportano piccoli quantitativi verso l'UE, evitando in tal modo il rischio di triangolazione delle merci. Alle 18:29 52 secondi, a te le conclusioni. Comunque, le conclusioni sono che se i consumatori si mettessero di punta e non comprassero, a parte i prodotti trasformati, molte volte non puoi fare nulla, anche se poi sai, lasciando lì, guardando anche sui prodotti trasformati che contengono il riso e guardi se viene dichiarato se il riso è italiano o no, oppure insomma lasciando il riso che viene da un'altra 10 parte del mondo secondi che ci chiude la comunicazione. Ok, ci chiude la comunicazione, quindi la mano in mano ce l'avete sempre, il pallino voi, ce l'abbiamo noi e il mondo lo possiamo cambiare domani. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Antonino, di nuovo a te la linea. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. A voi la linea. Grazie Bene, Sveva. si è staccata la Vai. conversazione, si è staccata la Sì. conversazione. Mi hai staccato così in malo modo, mi hai staccato, mi hai voluto, stavo No, dicendo è una cosa l'orecchio che stacca, io non c'entro niente, quindi. Comunque volevo dire per i radioascoltatori che in mano ce l'abbiamo il telecomando, il pulsantino per cambiare le cose ce l'abbiamo noi. Ci lamentiamo, a votare ci si va a volte troppo poco, in che senso che si vota sempre per qualcosa, per il comune, per la regione, ci andiamo sempre in meno persone e questo è uno sbaglio enorme perché, come diceva Gaber, la libertà è partecipazione, la democrazia bisogna andare, partecipare alla vita democratica, anche se ti incazzi, ma bisogna andare a votare, perché quando non voti sei una testa di minchia che accetta quello che decidono gli altri. Però un altro atto di grande democrazia, di consapevolezza, è scegliere. Quindi non lamentatevi quando sentite le notizie di importazioni selvagge, perché se guardate, se scegliete voi il prodotto, fate la differenza. Con questo vi saluto, un abbraccio enorme alla nostra mitica Sveva. Naturalmente quando vorrai venirci a trovare sul territorio ligure sarei la mia ospite. E insomma, grazie per quello che hai fatto su Radio Libertà, grazie della comprensione, grazie della sopportazione che hai avuto con me e Antonino. Insomma, ci vediamo il prossimo Lorenzo. venerdì. Ciao Sveva. Grazie a te. Ciao. Ciao, un Ciao cara. abbraccio. Ciao Antonino, ciao a tutti. Ciao Lorenzo, ciao. Allora, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione nel frattempo e adesso è il momento di Qui Parlamento con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna che ha risposto alla Premier Meloni sulle priorità della Lega in vista del Consiglio europeo. Sveva, quando vuoi vai pure. Qui Parlamento. Sull'automotive abbiamo avuto la prima svolta che va nella direzione opposta all'elettrico a tutti i costi. Allora ribadiamo dai banchi della Lega, ci sembra giusto ribadirlo, l'elettrico al 100% è una follia dal punto di vista della produzione e del lavoro e dal punto di vista dell'indipendenza strategica. La linea della Lega e neutralità tecnologica, stop ideologie super ambientaliste. Gaza, i nostri complimenti vanno evidentemente agli Stati Uniti, al presidente Trump per l'accordo, la restituzione degli ostaggi. Bene, signor Primo Ministro, signora Primo Ministro, il ruolo dell'Italia. Ci chiediamo dove sono i Propal ora che Hamas sta fucilando palestinesi, violando l'accordo. L'Italia ha fatto e continuerà a fare la sua parte. Ucraina, sempre dagli Stati Uniti, tentativi di arrivare ad un accordo. Ecco, noi vogliamo lanciare un appello all'Unione Europea. L'Unione Europea si allinei agli Stati Uniti d'America sul tema dell'Ucraina. È l'unico modo per arrivare a una pace vera, a una pace duratura. L'Unione Europea non può spaccare il fronte occidentale e non può continuare a produrre una propaganda di tipo bellicistica sul tema Russia-Ucraina. Bruxelles si allinei a Washington. Prima di questo Consiglio europeo, dai banchi della Lega, vogliamo lanciare due messaggi verso i paesi del nord Europa, i cosiddetti nordici, e verso quei paesi che si considerano il fronte est. Messaggio numero 1: mai soldati italiani in Ucraina, mai soldati italiani in Ucraina. E permettetemi di dirlo, per quelle che sono le impalcature
degli accordi internazionali e delle sovrastrutture internazionali, mai soldati europei su suolo ucraino, e siamo contenti che questo punto sia ribadito nella nostra risoluzione di maggioranza, perché è un punto caro alla Lega. Messaggio numero 2 per i partner nordici e per i partner che appunto si considerano il fronte est: l'Europa, cari amici, cari partner, non siete solo voi, non esiste solo il fronte est. Questo, signor Primo Ministro, l'abbiamo ribadito anche in diversi momenti internazionali, in diverse conferenze interparlamentari. L'Europa non è solo il Nord Europa e non sono solo quei paesi che confinano direttamente con la Russia, e se dobbiamo spendere soldi in sicurezza, come Lega identifichiamo almeno altri 3 scenari in cui investire. Scenario numero 1, la cybersicurezza. Oggi un F-35 si può abbattere con un missile come si può abbattere con un hackeraggio, quindi l'importante dominio della cybersicurezza. Fronte 2, scenario 2, il cosiddetto fronte sud, quello che come Italia e come paesi del Mediterraneo ci vede in prima persona sul fronte, appunto sul fronte, e quindi l'immigrazione e quindi l'ingresso di cellule terroristiche sul territorio europeo e sul territorio italiano, perché me lo permettano gli amici del Nord Europa e gli amici dell'Est Europa, ma oggi è ancora più probabile un attentato di tipo terroristico islamico in una delle nostre capitali europee che le truppe di Putin marcino su Varsavia, su Tallinn o sugli altri paesi baltici, e quindi il fronte sud diventa non importante ma importantissimo. E legato al fronte sud c'è il fronte interno, la sicurezza interna, la sicurezza nazionale. Se dobbiamo investire in sicurezza, rafforziamo le forze di polizia per rendere le nostre città e le nostre periferie più sicure, e pensiamo di nuovo al tema del radicalismo islamico. Questi sono i messaggi che, signora Presidente, vogliamo lasciarle in vista di questo importantissimo vertice europeo, e sono i messaggi che ai banchi della Lega lanciamo ai partiti e i paesi partner di tutta Europa. Detto questo, siamo molto soddisfatti della nostra risoluzione, in cui, come ho detto, vi sono questi e tanti altri punti fortemente voluti dalla Lega e già esplicati in modo egregio dai miei colleghi della Lega Candiani e Bagnai, intervenuti in dichiarazione generale, in discussione generale, e non mi rimane nient'altro che dichiarare il voto favorevole del gruppo Lega. Grazie signora Presidente, grazie colleghi. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Antonino, di nuovo a te la linea. Ah, maestro, non sapevo ci fossi pure tu. Ciao Simone. Allora, grazie. Sono le 18:41 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Chilometro Zoom. Antonino Danna al microfono con voi, e a quest'ora arriva sempre lei, la nostra giornalista enogastronomica Maddalena Baldini, e anche una scrittrice, tra l'altro, che questa sera per Mangiamondo, la sua bellissima rubrica, ci porta niente po' di meno che ad Asti e nel Monferrato.
E allora, ragazzi, se siete pronti, andate pure. Questa sera in modo staccanovista è qui con noi, lo sentirete tra poco il perché e naturalmente le auguriamo di recuperare la sua bella voce al più presto. Ha un po' di mal di gola, ma non ha voluto mancare questo appuntamento, per cui le sono doppiamente grato per il suo impegno. Vi ricordo che la nostra Maddalena è stabilmente a bordo di Zoom con Mangiamondo, questa bella rubrica che è dedicata a bei posti e luoghi dove andare a mangiare bene, per cui questa sera, cara Maddalena, siamo in un posto che io tra poco vi mostrerò, mostrandovi probabilmente uno dei prodotti tipici molto apprezzati e diciamo anche molto mangiati, perché stiamo parlando niente po' di meno che di Asti e del Monferrato, correggimi se sbaglio. Ebbene sì, buonasera a tutti. Ciao Antonino, Ciao cari. scusate per la voce, ma ahimè, insomma, questa sera siamo un po' calanti di tono a causa di questa tracheite, ma nulla di grave. Bene, allora questa sera, come hai anticipato tu, facciamo un bel giro ad Asti e nel territorio del Monferrato. Come sempre, magari diamo qualche accenno alla parte storico-artistico e poi passiamo alla parte enogastronomica per finire poi con gli eventi che si svolgeranno tra ottobre, anzi in questo caso direi già a novembre e addirittura con un richiamo all'anno nuovo, quindi Vero. siamo già proiettati al 2026. Caro Antonino, Asti è un'altra delle città meravigliose dell'Italia, siamo nel cuore del Piemonte, no? Uno dei luoghi famosissimi in tutto il mondo per vini, piatti, alimenti. Pensate solo alla tradizione che lo lega al tartufo, per esempio, oltre alla grande qualità dei suoi vini. Ebbene, Asti è una città antica, oggi la conosciamo sempre in riferimento enologico in primis per l'Asti spumante, ma è una città antichissima, pensate che le prime tracce risalgono ai Liguri, ma prende forma come città, come luogo abitato con i Romani e come sempre facendo le cose, diciamo, con intelligenza, la costruiscono sul fiume Tanaro, in modo tale che il fiume potesse poi agevolare una serie di attività di carattere commerciale in primis. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà.
Questo palazzo ha un'architettura del 1600, ma è importante perché è la sede della Pinacoteca Civica di Asti, quindi all'interno del palazzo possiamo trovare una collezione di opere, di quadri che partono dal Medioevo fino al Rinascimento circa. Come non citare Piazza Alfieri, Asti, la patria, la casa di Vittorio Alfieri, poeta, scrittore, drammaturgo, quindi insomma è proprio il cuore attivo e pulsante. E ovviamente nella città di Asti troviamo tantissimi luoghi dedicati a questo grandissimo personaggio della letteratura. In riferimento alle torri che ancora sono nella città, quella meglio conservata è per l'appunto la Torre Troiana, che si trova affacciata su un'altra bellissima piazza, che è la piazza di San Secondo. Qua siamo attorno al XIV secolo. Tra le caratteristiche, sempre in riferimento alle tradizioni storiche antiche, per la quale è famosa Asti, abbiamo il Palio di Asti, e anche qua è uno dei più antichi d'Italia. Eccoci, lo si trova sempre ogni anno a settembre, e tutti i vari quartieri, le varie contrade, insomma, si contendono la vittoria con questa corsa dei cavalli che, se non mi ricordo male, Antonino, pensa, i fantini cavalcano senza sella, quindi Sì, proprio in modo arcaico, diciamo così. Benissimo, trattato di Asti, ci spostiamo nel circondario, nella campagna, e andiamo a fare una panoramica veloce anche sulla zona del Monferrato, anche se poi, per correttezza, considerate che sempre attorno al territorio di Asti bisognerebbe parlare delle Langhe, del Roero, cioè sono tutti territori collegati ai quali magari dedicheremo un'altra puntata. Per quanto concerne il Monferrato, il nome significa montagna ferrata, questo perché nell'antichità c'erano delle miniere di ferro che venivano utilizzate soprattutto dai Romani. Territorio collinare meraviglioso, anche in questo caso ci sono state battaglie, contese, perché oltre a essere molto bello, anche molto ricco dal punto di vista della produzione agricola, anche nell'antichità, era sempre conteso dai nobili, dai vari casati, finché poi arriviamo nel Rinascimento, scusate. Prego, figurati. Entra a tutti gli effetti nella casa dei Savoia, diciamo, diventa di proprietà di Casa Savoia. Pensate che nel Monferrato tra il 1600 e il 1700, anche qua, oltre che essere noto e famoso per la produzione di vino, è un territorio che viene citato dalle fonti per una produzione tessile d'eccellenza, e per circa 2 secoli questo territorio ha avuto uno scambio commerciale sul mercato tessile molto molto forte, cioè era noto non solo in Italia ma anche all'estero. Territorio meraviglioso di vini, abbiamo citato prima l'Asti spumante, citiamo ora il Moscato d'Asti, che è l'altro vino dolce fermo, e abbiamo anche il Barbera, che è un altro vino tipico del territorio, un'eccellenza assoluta. E pensate che la zona di Asti, del Monferrato, assieme proprio alle Langhe, al Roero, mi pare nel 2014 sono rientrati come patrimonio UNESCO, non solo per la bellezza dei luoghi in sé e per sé, ma proprio per quella meravigliosa interazione che si è creato tra uomo e territorio, che effettivamente quando si arriva in queste zone le colline sono ordinatissime, sono pettinate dai vigneti, c'è un'armonia incredibile. Alcune delle
Ecco, alcune delle curiosità di questo territorio, essendo stato un territorio per l'appunto conteso, battagliato, è pieno di castelli, è un territorio ricchissimo di castelli e fortezze, dove inevitabilmente ci sono leggende di fantasmi, avvistamenti e quant'altro. Tra i vari castelli però ci sono diverse leggende legate a una stanza delle torture Però, nel castello di Cereseto, quindi probabilmente andavano all'epoca molto sul pesante e ahimè, insomma, queste tradizioni poi all'epoca purtroppo le torture c'erano, sono entrate anche a far parte proprio delle leggende popolari. Il Monferrato è una zona dove ci sono i funghi, quindi funghi porcini in primis, e di conseguenza ci sono tantissime feste, tantissime sagre collegate ai funghi porcini. Ci sono le strade del vino, sono tutti dei percorsi studiati ad hoc che collegano i vari paesi, le varie cantine proprio per il turismo enogastronomico, e c'è un altro percorso chiamato Strada Romantica delle Langhe e del Monferrato che diciamo proprio è romantica, quindi al di là degli appassionati di cibo e vino è un percorso particolare all'interno di questi territori. Da citare, sempre in riferimento alla grande tradizione vitivinicola e al patrimonio UNESCO, quelle che vengono chiamate le cattedrali sotterranee. eccola qua. Cosa Eccoci sono qua. queste cattedrali sotterranee? Cosa sono? Sono dei cunicoli, dei labirinti, degli spazi anche molto ampi e molto lunghi, perché in alcuni casi parliamo anche di chilometri, di tunnel lunghi chilometri, soprattutto nella località di Canelli, e queste cattedrali sotterranee costruite un tempo per difesa, in realtà poi si sono evolute, tra virgolette, si sono trasformate e sono diventati i luoghi dove i vini del territorio trovano riposo e trovano beneficio. Pensate, sono delle gallerie lunghissime, tra l'altro anche con delle costruzioni architettoniche molto belle, ecco perché vengono chiamate cattedrali, proprio perché ci sono delle costruzioni a volta, a mattoni, a pietra, proprio un lavoro di architettura eccellente, e qui diciamo che trovano sosta e riposo i vini del territorio, in primis l'Asti per l'appunto. Antonino, passiamo alle bontà della tavola, che Infatti dici? non vorrei strapazzare troppo la tua ugola, per cui a maggior ragione cosa ci suggerisci di buono da mangiare? Vi suggerisco in primis la bagna cauda, e di questa attenzione perché ne riparleremo tra poco. Questo piatto della tradizione, questa salsa calda a base di aglio, acciughe, olio e burro, all'interno della quale poi vengono inserite le verdure di stagione, soprattutto quelle invernali. E il fatto curioso che molti si chiedono come mai in un territorio che non si affaccia sul mare come il Piemonte ci sia questa tradizione anche di piatti con ingredienti di mare, come nel caso specifico le acciughe. Questo perché ci ricordiamo la famosa Via del Sale, no? Che Sì. dalla costa attraversava verso nord, e quindi tutti i vari commercianti portavano le acciughe sotto sale per la conservazione, e inevitabilmente poi sono diventate ingredienti di alcuni dei piatti più famosi del territorio. Poi abbiamo il vitello tonnato, altro piatto meraviglioso, io lo adoro. Pure io. Ecco, se lo contendono Piemonte, Lombardia, insomma, fettine di vitello tagliate sottilissime, poi condite con questa salsa tonnata con maionese e capperi.
Altro piatto fantastico della tradizione, gli agnolotti del Plin. Sono una pasta fatta in casa, sfoglia sottile, vengono tagliati i riquadri, viene posto all'interno il ripieno, di solito è una carne brasata, e poi vengono chiusi con un movimento strano che assomiglia a un pizzicotto. Infatti plin in dialetto significa proprio pizzicotto. Ah, però. Eh sì, e vengono conditi con burro fuso e salvia. Parlando di carni, abbiamo il brasato al Barbera, quindi la carne di manzo, di solito la coppa o la spalla, che vengono cotte lentamente direttamente nel vino Barbera. Il Piemonte e l'Asti e il Monferrato sono anche terra di formaggi. Ricordiamo il gorgonzola, ricordiamo il tomino, che può essere mangiato fresco o anche grigliato. Ricordiamo un'altra eccellenza del territorio, che è la robiola di Roccaverano. Pensate che di questo formaggio, un formaggio a pasta molle, privo di crosta, e se ne parla già nell'anno 1000, quindi anche questo è un formaggio antichissimo. Abbiamo il fritto misto alla piemontese, quindi carne, frattaglie e verdure. E poi passiamo ai dolci, che in molti casi sono collegati a un altro prodotto d'eccellenza del territorio, che sono le nocciole. Il Piemonte, la zona dell'Astigiano, è famosissima proprio per le nocciole IGP, che rientrano per fare il torrone, per esempio. I famosi baci di dama rientrano nella produzione dei cioccolatini gianduiotti tipici torinesi, e in questo caso abbiamo la torta alle nocciole, un mix di nocciole tritate e cioccolato. Anche questa un piatto antico, diciamo così, un dolce antico, che viene servito o abbinato al vino dolce, per l'appunto, oppure anche con un bicchierino di grappa. Sempre parlando di dolci, abbiamo anche il bonnet, eccoci qua, che è una sorta di budino, anche qua a base cioccolato. Pensa che questo dolce veniva fatto nelle campagne con ingredienti più semplici e più poveri, era il dolce assoluto per le feste. Insomma, chi riusciva ad avere un po' di cioccolato era assai fortunato, e il nome bonnet sembrerebbe derivare sempre dal dialetto, perché significa cappello, perché questo dolce anticamente aveva la forma di un cappello. Quindi queste sono le prelibatezze del territorio. Senti, per passare a Degusta Viaggi, il tuo bellissimo sito, vedo che abbiamo i Monti Sibillini con la mela rosa, ma soprattutto questo evento sulle polpette che mi fa tornare bambino, insomma, quando le faceva mia nonna. E naturalmente vedo qua che c'è stata questa presentazione di questo libro al Meatball Family di Milano, quindi un libro di 30 editore che è stato presentato a Piazza Cinque Giornate. Com'è andata? È andata molto bene, c'era un pubblico di giornalisti specializzati in fatto di enogastronomia. Le polpette poi sono un argomento, un piatto che mette sempre tutti d'accordo. Decisamente. Diciamo che ecco, quelle classiche sono quelle con la carne, però si possono preparare veramente anche quelle con le verdure, con i legumi, ce ne sono di tantissimi tipi. E il bello delle polpette, che comunque tutto il mondo ha una ricetta particolare di polpette, quindi dall'Italia all'America, alla Persia, all'antica Persia, pensa, già lì si parlava di polpette. Ogni territorio ha una ricetta che assomiglia molto alle polpette, quindi è un piatto che unisce assolutamente. Ne abbiamo assaggiate di diversi tipi, abbiamo assaggiato anche gli spaghetti con le polpette,
diciamo che siamo rimasti molto soddisfatti della serata, ha portato ottimi risultati. Poi sta storia degli spaghetti con le polpette, no? C'è sempre stata una sorta, non diciamo guerra di religione perché è un'esagerazione, però c'è sempre stato sto dibattito. Ci vanno o non ci vanno? Perché generalmente gli spaghetti con la polpetta sono, almeno nella mia visione, non so come la pensi tu, sono sempre stati associati un po' all'idea dell'italo-americano. Meatball Sì. spaghetti, che lo trovi anche nella can, come si chiama, oddio, nella scatola, mi veniva la parola americana. Ed è stato sempre sta roba che facevano gli italo-americani. Oddio, io ho sempre visto uno dei miei zii infilare sempre una polpetta negli spaghetti la domenica quando mia nonna faceva le polpette a parte, ma allora, sta roba è italiana o no? Ma, Antonino, parliamoci chiaro, io penso che gli spaghetti con le polpette, la pasta con le polpette sia una tradizione molto forte dal centro dell'Italia sino al sud. Cioè, io mi ricordo di molti piatti, di molti amici, molte amiche, anche ai tempi dell'università, che parlavano di queste tavolate domenicali dove si mangiava la pasta con le polpette. Poi, che dire, la cucina italiana ha contaminato positivamente il mondo, quindi non mi meraviglia il fatto che gli americani abbiano, come dire, condensato questa prelibatezza italiana per renderla più pratica mettendola in scatola. Loro diciamo che cercano un po' di inscatolare tutto, no? Sì. Anni fa, penso che ancora oggi sia molto diffuso il lambrusco in lattina, proprio come si beve Possa una Dio avere pietà bibita. delle loro anime. Quindi penso che insomma le buone tradizioni americane, magari portate, scusate, le buone tradizioni italiane, magari portate dagli immigrati italiani in America, poi siano state riadattate, ritrasformate in base un po' alle abitudini sociali del territorio. Però le polpette in Italia le sappiamo fare bene, la pasta ancora di più, quindi insomma, se mettiamo Decisamente. assieme le due cose. E senti Antonino, questa... Dimmi, sì, dimmi. dimmi. No, volevo citare 2 date Sì, sì, per gli sì. eventi da segnare a calendario in riferimento al viaggio fatto ad Asti. Allora, segnate il calendario, me ne sono scritte anch'io, dal 7 al 10 novembre andiamo tutti in Piazza Alfieri, quindi nel centro di Asti, per la seconda edizione del Barbera d'Asti Wine Festival. Quindi banchi d'assaggio, degustazioni, incontri, i ristoranti proporranno dei menù ad hoc dove verranno serviti i vini in abbinamento, ci saranno incontri sia per gli esperti sia per gli appassionati, quindi dal 7 al 10. Invece vi chiedo di segnare, queste sono più date, 21, 22, 23 novembre, 28, 29 e 30 novembre per il Bagna Cauda Day, visto che abbiamo parlato della Bagna Cauda, e fanno una replica, diciamo così, dal 28 di gennaio al 1° febbraio, una manifestazione che abbraccia circa 150 tra trattorie, ristoranti, e in concomitanza pensa vengono coinvolti anche i ristoranti italiani in giro per il mondo. Questo in riferimento a quello che abbiamo appena detto, che gli italiani poi quando vanno in giro per il mondo portano le prelibatezze. Questo che stai facendo vedere è il bavagliolo disegnato dal designer Iacchetti, con una testa d'aglio, proprio perché in maniera ironica vuole proporre una riflessione, ossia usiamo la testa anche in ogni situazione della quotidianità, e questo è riferimento al Bagna Cauda Day.
E mi sembra la migliore conclusione di questo bellissimo viaggio che ci hai fatto fare anche questo venerdì. Io ti ringrazio molto, quindi ricordiamo come sempre le date. 7 e 11 di novembre. 7 e 9 novembre per il Barbera d'Asti Wine Festival, invece per il Bagna Cauda Day 21, 22, 23, 28, 29 e 30 novembre e poi si replica dal 28 gennaio al 1 febbraio dell'anno nuovo. Direi che siete messi benissimo, si tratta solo di fare il pieno alla macchina e andarci, oppure vi prendete il treno, tanto Asti col treno ci si arriva facilmente. È comoda. A te invece latte e miele, perché se no venerdì prossimo mi sa che salta la puntata, quindi a maggior ragione abbi cura di te. Sarà fatto. E grazie ancora. Grazie Antonino, un abbraccio a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Ballerine di Degas, bianche nuvole il vento non le scioglierà, le bambine di Renoir, fiori gialli a Montparnasse, le ragazze di Gauguin, dentro gli occhi hanno il sole, lampi di uragani, e la notte le accenderà, fiamme di stelle nell'oscurità, donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà, donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le cambierà, e noi per il mondo. Le ragazze di Buñuel, freddi angeli, il sole non le scalderà, le modelle di Chanel, prigioniere in un atelier, le ragazze nei metro hanno sguardi lontani e mani fragili, quale amore le fermerà, cuori in attesa nell'oscurità, donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà, donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le... donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà, donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero.
il tempo non le cambierà. Donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Sveva, alle 19:12 e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1064 di Chilometro Zoom in questo venerdì 24 di ottobre dell'anno del Signore 2025. Allora, stasera Ale Musella è a Dubai, signore e signori. Ci ha mandato un video, intanto avete ascoltato una delicata ed elegante canzone di Grazia Di Michele, Le ragazze di Gauguin del 1986, che io trovo semplicemente splendida nella sua semplicità ed eleganza, grazie anche alla nostra Maddalena Baldini, che anche lei con adeguata cultura ed eleganza ci permette ogni venerdì di fare questa gita, questa scampagnata, ci propone queste scampagnate, queste gite fuori porta, è più corretto, in bei posti dove si mangia bene, sì, ma si cura anche il cibo per l'anima, si nutre anche l'anima. E allora, Ale Musella ci ha mandato da Dubai un video, io sono molto curioso. Ragazzi, mandatela pure, per favore. Allora, chiedo scusa, dovevo esserci oggi in Zoom, ma stiamo andando ad Abu Dhabi. Sono giorni abbastanza frenetici perché è la mia prima settimana a Dubai, appunto, da domani. Ritornerò giovedì, per cui venerdì sarò di nuovo in radio e prometto anche ad Antonino e anche agli ascoltatori di Radio Libertà che da venerdì prossimo sarò in Italia, per cui non ci saranno problemi. Ma anche dal mio ritorno qui il 15 di novembre fino poi a dicembre, 20 dicembre, tutto sarà perfetto, per cui ci potremo vedere e sentire. E vi racconterò la vita del mondo dell'arte come viene vissuta qui a Dubai e anche ad Abu Dhabi e anche a Doha in Qatar. Per cui chiedo scusa e grazie ancora Antonino. E allora, grazie ad Ale Musella, grazie insomma del suo messaggio di saluto. Sono molto curioso di sapere che cosa ci racconterà venerdì prossimo al suo ritorno da Dubai. Insomma, si preannuncia uno spazio dedicato all'arte bello tosto. Va bene, da questo momento e fino alle 19:45, quando chiuderemo la nostra trasmissione, il telefono è aperto allo 0292947222. Potete parlare di quello che volete, non soltanto dei temi che abbiamo trattato questa sera, anche perché il venerdì è sempre casual Friday, come nelle grandi aziende, no? Ci si può vestire come si vuole. Io veramente fino a poco fa ero in cravatta, ovviamente. Ora me la sono levata, ma già che ci siamo, ripeto, potete parlare di quello che volete. Com'è andata la vostra settimana? Raccontateci anche questo, se avete voglia, come sono andate le vostre cose, cosa avete fatto. Dopotutto queste ore così, sti momenti così del venerdì sospesi tra la fine del lavoro e l'inizio del weekend, sono momenti nei quali uno deve pregustare una certa calma, sono i momenti in cui ci si ritrova tra amici, ci si saluta, ci si augura un buon fine settimana e poi ci si ritroverà a lunedì. Con me no, perché domani alle 9:40, come sempre, dopo il grandissimo Pier Vittorio Scimia, ci sarà, come sempre, il garage dell'Alfista. Tornerà ancora una volta Giovanna Scaglione, la figlia dell'immenso Franco Scaglione, un uomo che ha disegnato alcune tra le auto più belle della storia dell'umanità, quindi a maggior ragione non mancate, saremo io, l'immenso Alex Cereda e l'incommensurabile Giovanna Scaglione. Vedete un po' che bel trio vi offriremo domani e poi naturalmente ci sarà tutta la programmazione della rete, ci saranno i colleghi del sabato e tra cui anche per esempio Oretta Pierotti Cei con la sua rubrica La stanza della musica dedicata alla musica lirica, alla musica classica e così via. Lunedì alle 18:10 trattabili ci ritroveremo con Zoom e lunedì vi annuncio che avremo un ospite importante, interessante, perché ci sarà Anna Maria Cisint che ci racconterà i segreti di questa legge contro l'Islam politico che la Lega sta mettendo a punto e che presenterà poi in Parlamento. Stamattina Matteo Salvini ha rilasciato
o meglio, Libero ha pubblicato il testo dell'intervista che lui ha concesso al direttore di Libero, Mario Secchi, e diciamo che il vice premier, nonché ministro dei trasporti, nonché segretario della Lega non è andato, non le ha mandate a dire, diciamo, e di conseguenza, a maggior ragione, sarà interessante sentire una di queste 4 sagge, perché questo testo viene elaborato da Anna Maria Cisint, poi c'è Susanna Ceccardi, Isabella Tovaglieri e poi, oddio santo, Silvia Sardone. Perdonate, ho avuto un attimo di vuoto. Avevo davanti agli occhi la bella immagine di Silvia Sardone con i suoi bellissimi capelli biondi, però non mi veniva il nome lì per lì. Scusatemi, mi scuso con Silvia Sardone. Detto ciò, quindi queste 4 sagge, potremmo dire, questo comitato delle 4 sarà, diciamo che porrà, come possiamo dire, i punti cardine o le linee guida di questa legge, che poi naturalmente passerà per i vari uffici legali che dovranno stendere il testo legislativo vero e proprio. Ma vi posso già anticipare che stanno lavorando da un pochino, e quindi alcune cose, alcuni principi sono molto chiari e molto determinati, ma lunedì ve li racconterà Anna Maria Cisint alle 18:35. Che ora si è fatta? Le 19:18 minuti e 23 secondi. Noi andiamo a dare un'occhiatina alle ultime notizie. Cominciamo dalla DN Kronos questa sera. Eccola qui. Sinner, semifinale a Vienna, Bublik battuto nei quarti, ora De Minaur. Ancora, Piersilvio Berlusconi ha acquistato Casa Vianello agli eredi 1,45 milioni di euro. No, non è il set dove hanno girato la fiction, ma è in realtà l'appartamento di circa 300 metri quadri, l'attico di 300 metri quadri dove Sandra e Raimondo sono vissuti per 20 anni. E Milano 2, chi è che l'ha comprata? Piersilvio Berlusconi. L'Ucraina, Starmer apre il vertice dei volenterosi, serve la massima pressione su Putin, Zelensky su scambi territori, la Russia non va premiata, Dmitriev arrivato negli USA per colloqui ufficiali, i media, l'Italia prepara nuovi aiuti militari, anche i missili SAMP-T. Lo sport, una triste notizia, sci, muore Giuliano Besson, ex discesista della Valanga Azzurra, aveva 75 anni. Il caso Garlasco, Andrea Sempio convocato per misurazioni antropometriche, sono tranquillo, prese le misure di caviglie, piedi, arti superiori, statura, peso nell'ambito della nuova consulenza che la procura di Pavia ha affidato all'antropologa forense Cristina Cattaneo. Picchiato e torturato con l'olio bollente, 7 arresti a fermo. Secondo la polizia l'intenzione era esibire la vittima come monito perché avesse osato violare le regole imposte dal gruppo criminale nelle piazze di spaccio. E poi Francia, ergastolo a donna che ha stuprato e ucciso la 12enne Lola. Sentenza estremamente rara in Francia, con la condanna più pesante prevista dal codice penale che impedisce qualsiasi adeguamento della pena. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Lisetta. Oh, cara Lisetta, ben trovata. Sì, la disturbo tutti i giorni, va bene, No, dai, lei non pazienza, questo disturba, lei mettiamolo tra veramente parentesi. Quale disturbo? Ma- Lei è un piacere averla con noi, dica tutto. Va bene, allora, il mio argomento è questo, c'è il cambio dell'ora, no? Nella notte tra domani sera e domenica torna l'ora solare, con le lancette che dovranno essere spostate stavolta indietro di un'ora. E farà buio prima, purtroppo. Allora, secondo la Società Italiana, mi sembra, di Medicina Ambientale, il cambio dell'ora comporta cambiamenti di salute, aumenti di energia elettrica e altro ancora per le tasche dei cittadini, non solo d'Italia. Secondo me è una situazione questa che è sotto gli occhi di tutti noi, che dobbiamo confrontarci, mi sembra, no? Con i vari cambiamenti dovuti all'ora solare. Penso, signor Torino, alle luci accese prima nelle case, strade, piazze e in altri ambienti, cittadini con fotovoltaici sui tetti che accumulano energia fino a una certa ora del pomeriggio, poi non c'è più il sole.
utilizzandola e vendendola, mi sembra, in rete, oppure interamente per le proprie abitazioni con relative batterie. Quando si danno consigli ai cittadini, signor Tonino, su come risparmiare sul costo delle bollette legate all'energia elettrica, sono in molti a dimenticare questo aspetto, ovvero più luce naturale, meno luce a pagamento. Perché allora non allunghiamo le giornate come in questi ultimi giorni? Tutto qua, io la saluto e buona serata anche a lei. Buona serata anche a lei. Ma è da anni che si discute in effetti l'idea di spostare un'ora avanti l'orologio degli italiani e quindi vivere perennemente nell'ora legale. Io onestamente preferisco tornare all'ora solare, perché comunque l'ora solare vive il nostro stesso bioritmo, insomma, si muove secondo i nostri ritmi. D'estate sì, fa piacere, si sta più fuori, si risparmia molta corrente, si sta meglio, eccetera, eccetera. D'inverno, francamente, non so fino a che punto sarebbe utile un risparmio solo di un'ora. Perché poi d'inverno è anche vero che le giornate si accorciano e di molto. Fa buio alle 4 del pomeriggio. Non lo so, io non lo so, non m'ha mai convinto questa idea, anche perché penso agli spagnoli. Gli spagnoli di loro sarebbero un'ora indietro rispetto a noi altri, però negli anni 40, subito dopo la guerra civile, Francisco Franco, in omaggio a Mussolini e Hitler che l'avevano aiutato a prendere il potere, decise che la Spagna dovesse battere la stessa ora di Roma e di Berlino. Provate a immaginare questi che portano l'orologio avanti tutto l'anno, non so come fanno dopo. Già cenano alle 10 di sera, poi ceneranno alle 11, mezzanotte. Non lo so. Non m'ha mai convinto, le dico la verità, anche perché io la preferisco l'ora solare, almeno sapere che avrò un'ora di riposo in più. Poi la notte, lei dice tutta l'illuminazione. Diciamo una cosa, io posso capire l'illuminazione pubblica delle strade, questo è doveroso, guai se così non fosse. Però qualche tempo fa, ecco, la settimana scorsa mi è toccato alzarmi alle 4 del mattino perché dovevo andare a pigliare un treno. E esco fuori e praticamente trovo una luminaria. Non c'era solo l'illuminazione stradale. Ci sono anche tutte queste insegne dei negozi, oppure vedete che ci sono le concessionarie con la luce accesa tutta la notte, lo showroom illuminato, i supermercati, alcuni di questi illuminati. Ma per quale motivo dovrebbero stare illuminati in piena notte questi esercizi? Cioè, lo scopo quale sarebbe? Perché così i cani che passano, i cani randaggi che passano, o le volpi, o i cinghiali vedono che l'indomani ci sono le offerte, il 3x2 sulla pizza. Non lo so. È questo che mi lascia abbastanza così perplesso. Un conto è l'illuminazione pubblica delle strade, dei viali, delle piazze, che anzi ha pure una funzione di sicurezza, se volete. Nel 73, quando il governo Rumor varò la famosa austerity, che non servì a risparmiare un bel nulla, si decise tra l'altro di ridurre del 25% o al 25% l'illuminazione pubblica, che come idea francamente non aiutava soprattutto le donne. Ecco, io di notte lascerei bene illuminate le strade pubbliche, le città, i paesi, le pubbliche vie, le pubbliche piazze, anche e soprattutto come misura di sicurezza per le donne. Non dico che sia una luce antistupro, però certo, una piazza illuminata è diversa da una piazza al buio che una donna deve attraversare magari da sola a una certa ora. Questo sì, ma non capisco il senso di tutti questi esercizi commerciali con queste enormi insegne con la luce accesa tutta la notte o gli showroom illuminati al buio alle 3 del mattino. Alle 3 del mattino chi ti deve vedere?
Le 19, 26 minuti e 32 secondi. Nel frattempo vi dico che oggi pomeriggio c'è stato un terremoto in provincia di Avellino della magnitudo 3,6, scusate, a Grottolella. Ma il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Fabio Florindo, dice che la zona interessata dal terremoto non è quella degli eventi sismici più importanti nelle aree interne della Campania, come i terremoti dell'Irpinia del 1980 e 1962. Il terremoto, appunto, è avvenuto a una profondità di 16 km, si è verificata alle 14:40, non sono pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni, rendono noto con un post su X i vigili del fuoco. Quindi, se Dio vuole, non è successo niente. Andiamo avanti con la rassegna stampa, vediamo, diamo un'occhiata alle agenzie a quest'ora. Gaza, Rubio, non c'è un piano B, quello di Trump è il migliore. Hamas, la prima fase è stata rispettata. Ancora la novità, violenza sulle donne, a Roma in farmacia il kit gratis per rilevare le droghe nei drink. Il kit è stato progettato per riconoscere un'ampia gamma di sostanze con accuratezza fino al 98% per chetamina, GHB, cocaina e scopolamina, la cosiddetta droga dello stupro. Vediamo cosa, in maniera più approfondita, cosa c'è appunto su ADN. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le farmacie di Roma e provincia nel mese di novembre distribuiranno dei kit rapidi per il rilevamento di sostanze stupefacenti versate nelle bevande per stordire le vittime e mettere così in atto una violenza sessuale, il cosiddetto drink spiking. L'iniziativa, dal titolo Il consenso non si scioglie in un drink, nasce grazie alla collaborazione tra Federfarma Roma, Farmaciste Insieme, Associazione Telefono Rosa, Associazione Differenza Donna, Associazione Ponte Donna, Casa delle Donne Luce e Siesta, Centro Donna Lisa, Cooperativa Be Free, Generact. Quest'anno si contano già oltre 50 femminicidi e secondo i dati Istat il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni, pari a 6.788.000 donne, ha subito nel corso della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 21% una violenza sessuale, il 4% uno stupro o tentato stupro, ricordano i promotori dell'iniziativa. L'abuso facilitato da droghe sfrutta sostanze come GHB e chetamina, facilmente occultabili perché inodori e insapori, che possono causare perdita di coscienza, amnesia, incapacità di difendersi. Un fenomeno che si inserisce in un quadro drammatico. Nel 2023, ogni 10 minuti nel mondo, una donna è stata uccisa da un familiare o partner. Il consenso è la base di ogni relazione, non può essere aggirato, si legge ancora qui sull'ADN Kronos. Con questa iniziativa mettiamo a disposizione delle donne e di chiunque voglia sentirsi più sicuro uno strumento semplice e immediato come un test per l'individuazione di sostanze stupefacenti all'interno di un cocktail. La prevenzione del drink spiking è un tassello importante nella lotta alla violenza di genere. Informazione, ascolto, strumenti utili possono salvare una serata e talvolta la vita, dichiara Andrea Cicconetti, presidente Federfarma Roma. Il nostro obiettivo è sensibilizzare anche gli uomini che devono mettersi in ascolto e fare la propria parte. Gli stick, kit seed, check your drink, permettono un controllo rapido e discreto. Basta una goccia di bevanda sull'area reattiva per osservare subito un marcato cambio di colore in presenza delle sostanze ricercate. Il kit è stato progettato per riconoscere un'ampia gamma di sostanze con accuratezza fino al 98%, per chetamina, GHB, cocaina, scopolamina, la cosiddetta droga dello stupro. È possibile consultare il calendario con le farmacie aderenti e le date in cui sarà possibile ritirare il kit SID. Check your drink sul sito e sui social di Federfarma Roma. Pausa e ci ascoltiamo Raffaella Carrà, Fatalità 1983. A tra poco. Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
tanto ci sei, è con te che starei. Adesso mai, se qualcosa non va, poi cambierà, vivi oggi la vita. Due, sul filo in due, apri il cuore con me, parla di te, mentre invento per te, gioia, allegria, è una strana pazzia. Fatalità, porta fortuna, fatalità, chiaro di luna, fatalità, senza parlare, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, risponderò al primo squillo, incontrerò un ritornello, ti ascolterò senza parlare, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Io sono sempre io, sono l'unica che capisce te e rivive con te la poesia delle piccole cose. Tu, ancora tu, ogni giorno di più, quando oramai io volavo più in là, fatalità, incontrarti per via. Fatalità, porta fortuna, fatalità, chiaro di luna, fatalità, senza parlare, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, risponderò al primo squillo, incontrerò un ritornello, ti ascolterò senza parlare, ti amo, 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 fatalità, porta fortuna, fatalità, chiaro di luna, fatalità, senza parlare, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, risponderò al primo squillo, ti porterò un ritornello, ti ascolterò senza parlare, ti amo, ti amo, ti amo. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Sveva, era il 1983 e questa era la sigla di Pronto Raffaella, il programma che creò la fascia di mezzogiorno e che soprattutto coinvolse orde di italiani a telefonare e a dire a Raffaella Carrà quanti fossero i fagioli nella giara. Tra l'altro nemmeno Giancarlo Magalli, che è l'autore di questo gioco, a distanza d'anni, nemmeno lui ammette di sapere quanti fossero davvero. Per cui, come potete vedere, questo resta uno dei misteri meglio custoditi della storia della Prima Repubblica. Pronto Raffaella? Fatalità, chiaro di luna, vabbè, altissimi livelli. Si sono fatte le 19:34 minuti e 52 secondi, noi andiamo verso la conclusione di questa puntata quest'oggi di venerdì 24 di ottobre dell'anno del Signore 2025 per quanto riguarda la puntata numero 1064 di Chilometro Zoom. Antonino Danna al microfono ancora una volta per voi e con voi e allora noi andiamo avanti ricordandovi che il telefono è aperto allo 029294 7222. Andiamo a vedere adesso le altre notizie, diamo un'occhiatina alla BBC. La BBC apre questa sera con la lite Canada-Stati Uniti d'America. Mark Carney, il primo ministro canadese, dice che il Canada riprenderà i colloqui sui commerci e soprattutto sui dazi quando gli americani saranno pronti. Questo perché Trump, a causa di un video perché vedete, il vero problema nella vita è che noi diciamo tante cose, tante ne scriviamo. Poi succede questo, che quando qualcuno vi vuole male o quando qualcuno vuole fare volutamente polemica, estrapola una frase, la toglie dal contesto di quello che voi stavate dicendo e automaticamente vi può vendere come l'assassino, il ladro, il corrotto, il bastardo, quello che volete voi. Nel caso di Trump se l'è presa, e credo anche con una certa ragione,
perché Kearney ha fatto fare o meglio, nell'Anterio, che è l'equivalente come produzione, come sviluppo e anche come importanza delle città canadesi, l'equivalente della Lombardia. Ecco, nell'Anterio in televisione gira un filmato nel quale c'è Reagan nel 1987 che dice: ah, io sono contro i dazi perché i dazi a lungo andare finiscono per danneggiare l'economia di chi li impone. Ora, la BBC, non sto qua a spiegarvi la rava e la fava, sto sunteggiando perché naturalmente la serata è lunga, ma la vorremmo impiegare anche in modo piacevole. Insomma, la BBC ha dimostrato che in realtà questo spot è fatto assemblando due momenti diversi e separati di questo discorso di Reagan del 1987, quindi questo j'accuse, o meglio, questo filmato che sembra un j'accuse contro i sostenitori dei dazi e segnatamente contro Donald Trump, diciamo che è tirato per i capelli. Ecco, mettiamola così. Per questo motivo Trump si è incazzato che la metà gli bastava e di conseguenza ha detto: ah, andate a quel paese, noi non discuteremo più con voi, beccatevi i dazi e state quieti. Il primo ministro canadese Mark Carney, dice la BBC, ha detto che va bene, fate come volete, ma noi riprenderemo i colloqui con voi quando sarete pronti. Per cui non ho capito bene chi dei due sta trattando con una certa sufficienza chi. Ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso, bonsoir. Ciao Michele. Un saluto completo Bridge, madame e monsieur, comment ça va, va bien? Très bien, lo sai che abbiamo la nostra sveva in partenza, mi auguro che tu la possa salutare. Me l'ha detto, io le auguro le più belle cose, di vero cuore, che possa veramente fare carriera, non vedo l'ora di poterla risentire magari ecco per altri lidi o comunque quando tornerà a farvi visita a Radio Libertà, la talk radio per eccellenza, lì a Zoom. Lo spero anch'io, guarda Michele, mi associo al tuo augurio. Vai pure col punto. Ecco, e dunque vado con il editoriale, il punto di Michele Caruso. Il governo Meloni, tra chi squizza e l'altro, sembra aver trovato la ricetta magica per risolvere tutti i problemi relativi alla sicurezza del paese. Mandare poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco e militari in pensione più tardi, farli invecchiare mentre guidano una volante o spengono un incendio, perché d'altronde vuol mettere dei carigliardi ultra sessantenni in servizio per inseguire e acchiappare criminali e marioli. Sembra uno scherzo, ma non è per niente uno scherzo, non lo è, perché la legge di bilancio 2026, bollinata, che ora sarà alla vaglio del Parlamento, prevede un innalzamento di 3 mesi dell'età pensionabile dal 2027 per le lavoratrici e lavoratori in divisa, un incremento destinato a proseguire di mese in mese negli anni a venire per arrivare, secondo le intenzioni di qualcuno, a 62 anni e in ultime ipotesi forse pure a 65, magari perché no, a 70. Fantascienza mica tanto. Già lo scorso anno alcuni sindacati di polizia, SILP, CGL in testa, si opposero alla proposta del Viminari di alzare 2 anni l'età pensionabile di chi porta un uniforme. Sempre nella manovra di bilancio 2026 si era anche ipotizzato un turnover ridotto al 75%, se assunto di 4 poliziotti o carabinieri in pensione. Il gap attuale di 10.000 poliziotti e 10.000 carabinieri in meno rispetto alla legge Mattia è già pesante, con le assunzioni ridotte sarebbe stata una catastrofe. Il provvedimento pare essere rientrato dopo le proteste dei sindacati. Per 2026 il turnover dovrebbe tornare quindi ad essere al centro per quanto riguarda la questione in essere. Un pannicello caldo, perché resta pesante come un mattino il problema delle carenze di organico pregresse, senza assunzioni straordinarie di cui nella manovra non si vede neppure l'ombra. Avremo territori sempre meno presidiati con il rischio di chiudere altri uffici e reparti come già avvenuto in questi anni. Ma forse per chi pensa che avere una polizia geriatrica sia una cosa normale, questi non sono problemi importanti. La parte della sicurezza reale
dei cittadini. È una questione delicata, è una questione molto importante perché riguarda, torno a ripetere, proprio la sicurezza di me cittadino in una nazione, in uno Stato di diritto come l'Italia, democratica, dove c'è una Costituzione che mi dovrebbe tutelare e garantire. Dunque, cosa ne pensi, Antonino? E con questo auguro un buon weekend e ancora un saluto a Sveva, che possa veramente avere tante belle cose dal suo futuro. Buona serata e buon weekend. Grazie a te. Allora, io penso che i conti sono quelli che sono, poi alla fine parliamo soltanto di 90 giorni in più, non è che stiamo parlando di chissà quale adeguamento. Secondariamente bisogna pure fare i conti con la realtà e capire quanta gente sceglie di arruolarsi ogni anno nelle forze dell'ordine, se c'è ancora questa spinta ad arruolarsi nelle forze dell'ordine e così via. L'altra cosa che io dico, è anche vero che capisco la posizione di chi tra i sindacati delle forze dell'ordine ha comunque la sua critica, per un motivo molto semplice, perché è altrettanto vero che nei confronti delle forze dell'ordine oggi non c'è più rispetto. Lo abbiamo visto, e questo è vergognoso, lo abbiamo visto soprattutto nel corso di queste manifestazioni pro PAL, in cui a questi poveri agenti viene fatto veramente di tutto e viene detto veramente di tutto in una maniera oscena, da gente che fino a che protestava per le strade di Roma, per le vie delle città italiane, dove naturalmente era in terraferma, potevano gridare a poliziotti e carabinieri merde, qualunque altro tipo di epiteto. Quando invece si sono trovati in barca e stava arrivando Israele, improvvisamente hanno scoperto che la Marina Militare Italiana, con due delle sue più nuove e potenti unità, nonché ipertecnologiche unità, perché le FREMM non sono certo dei giocattoli, allora lì andava bene per poterli scortare. Nella loro testa dovevano scortarli fino a Gaza, così poi causavamo l'incidente internazionale. Ecco, io credo che verrà trovato un correttivo, questo è poco ma sicuro. La cosa che però segnalo e che mi disgusta è che al di là di tutto c'è un disprezzo da parte di alcuni nei confronti delle forze dell'ordine che io trovo ingiustificato, visto e considerato che io, come Pasolini, continuo a stare dalla parte dei poliziotti, perché i poliziotti, e pure i carabinieri, i finanzieri, tutti quanti, sono figli del popolo. Va bene, io ho finito per questa sera. Grazie a tutti per essere stati con noi. Sveva, noi abbiamo ancora un tempo supplementare domani, per fortuna, con il garage dell'Alfista. Grazie comunque al servizio che hai reso qui a Zoom. L'appuntamento quindi domani alle 9.35, 9.40 sulle magiche onde di Radio Libertà, dopo la rassegna stampa e dopo il Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti con il garage dell'Alfista, oppure se volete Zoom lunedì alle 18.10 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con Marcella Bella, Resta con me, 1976. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Resta con me, per carità, state con me, non me la sai, fammi penare, fammi impazzire, fammi dannare, ma di me sì. Muoro per te, vivo per te, vita mia, non mi batte, non mi
Resta con me, per carità, state con me, non me la sa. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua